Quest'anno siamo alla 12ª edizione dei Vini Passiti, è un'occasione molto importante in questa edizione, proprio l'apertura di questa mostra sul Rinascimento quotidiano. Qui ci troviamo all'interno della cucina del palazzo, aperta appunto da ieri al pubblico, in cui abbiamo riprodotto la vita quotidiana nel Rinascimento. Abbiamo scoperto che in una delle cantine, era la cantina della Vernazza, la Vernazza era della volta, era famosissima sulle tavole dei re di Francia e dei papi nel Cinquecento, però abbiamo scoperto dagli inventari proprio che la Vernazza era un passito, perché nella descrizione di quella cantina si parla di scalere con teli per appoggiare l'uva, quindi vuol dire che veniva passita all'interno della cantina. E quindi noi che abbiamo inventato, diciamo, i vini passiti 12 anni fa, ci avevano preceduto 500 anni fa con la Vernazza, che era famosissima. L'intento della mostra è di valorizzare i locali delle vecchie cucine antiche, già del Cinquecento di Palazzo Gonzaga, e tutte le dispense, la ghiacciaia, tutto ciò che girava intorno a una cucina. Lo scopo è quello di far capire al visitatore come funzionava una cucina del Cinquecento e prima come funzionava tutto il discorso del banchetto. Quindi qui vediamo il banchetto riprodotto in tutto il suo sfarzo e poi il visitatore entra nella grande cucina che abbiamo cercato di valorizzare il più possibile con quindi suppellettili antiche eccetera, e poi fa tutto il percorso delle cantine, quindi il vino e lo scavo archeologico che di un butto, di una fossa di scarico vicino alle cucine del Cinquecento, che ha praticamente messo in luce tutta una serie di reperti di vetro, di metallo, di ceramica del Cinquecento e del Seicento. E poter toccare le varie ceramiche riprodotte, non quelle originali ovviamente, o entrare in una cucina e sentirsi veramente come in un tuffo nel passato, ecco questo per noi è importante. E quindi anche tutti i video, il video sullo scavo, il video sulla riproduzione delle copie, i video sui restauri dei pezzi ad esempio e il video poi sul banchetto. Abbiamo riprodotto anche un banchetto per far vedere che cosa succedeva durante un banchetto. In piedi accanto al Signore, con gesti sicuri e studiata maestria, taglia le carni cucinate con i più svariati animali. Oltre ai giardini, alle foresterie e ai stupendi soffitti e i grandi spazi del palazzo, questa parte restaurata andrà a costituire nel grande diadema di questo importante monumento una perla che si aggiunge al patrimonio storico e architettonico non solo della Lombardia e di Volta Mantovana, ma di tutta Italia, insomma. È una mostra che praticamente racchiude tutti i passiti del territorio italiano e con una sezione anche dei vini internazionali come vini cileni, Porto, e quest'anno c'è anche i vini tedeschi. Vini passiti, quindi vini da meditazione, da fine pasto, da dialogo, da convivio, ma anche da aperitivo, perché no? È giusto anche trovare qualcosa di stuzzicante e una nuova interpretazione praticamente del vino che normalmente lo si abbina a fine pasto, ecco.